Allora, il coniglietto è sempre un animale più diffuso nelle nostre case però anche lui ha bisogno di alcune accortezze. Il coniglietto assolutamente quando è in fase di cucciolo, se arriva da un negozio, di solito non è abituato a mangiare del fresco, quindi della verdura fresca, solo essiccato. Proprio per questo è sempre consigliato dargli solo un alimento secco perché potrebbe causare l'alimento fresco degli spiacevoli episodi che vanno a danneggiare assolutamente la salute del nostro coniglietto. Il fieno non deve mai mancare sulla gabbia del nostro coniglietto perché deve averne sempre a disposizione perché è un alimento basilare per lui. Evitate degli alimenti, dei mangimi che possono contenere tante piccole, chiamiamole caramelle colorate come vengono un po' definite, ma il semplice pellet, magari privo anche di cereali, sarebbe l'alimento ideale per il nostro coniglietto, a base di fieni e di erbe pressate. Altra accortezza da avere è di non fargli prendere correnti d'aria, anche questi se è un coniglietto da allevamento non è abituato sicuramente, soprattutto nel periodo invernale, a degli sbalzi termici. Soffrono abbastanza il caldo, non soffrono invece il freddo, hanno una bella pelliccia che li protegge da questo. Il coniglietto non va stressato troppo sempre nel primo periodo di arrivo in modo che anche lui prenda confidenza con il suo territorio e con la sua nuova famiglia. Altri consigli che possiamo dare sono quelli di mettere sempre dei bastoncini o degli alimenti duri che vengono venduti anche come pietre di sali minerali per limare sempre i denti del coniglietto che gli crescono per tutta la vita. Il coniglietto è anche molto interattivo, quindi ha bisogno sempre di vedere messa alla prova magari la sua curiosità, quindi stimolatelo ci sono dei giochi, ci sono sempre degli alimenti, ci sono varie cose per poter far giocare questo coniglietto, insomma. Il coniglietto ha anche un folto pelo, quindi bisogna ricordarsi di spazzolarlo sempre perché così non si previene il fatto che possa incastrarsi fra i denti o comunque occludere il tratto dove si alimenta. E ricordatevi di pulirlo con delle salviettine apposite e non di fargli il bagno.